raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Torniamo con la nostra carriera con il Leeds United. Andiamo a Sheffield. Andiamo a Sheffield. E... Devo vedere una cosa però. Ecco, io questa la toglierei però perché secondo me rende tutto un po' più irreale, nel senso che anche le squadre di merda fanno cose impossibili e non ha senso. Vai! Il triangolo no, non l'avevo considerato. Vai, andiamo. Eccolo qua lo Sheffield. Per il match di oggi, anche i tifosi sembrano essersi calati perfettamente nel clima partita. Manca poco al fischio Dai, Fiore, dobbiamo fare altri 3 punti, qua. E vorrei giocare però, grazie. Condizioni meteo fantastiche qui a Sheffield, terreno di Bramall Lane in perfette condizioni. Tutti i presupposti per non annoiarsi. Si parte ragazzi per cercare di portare a casa altri 3 punti importanti, siamo in miglioramento. Guarda questo match che commetterò come sempre con Stefano Nava. Premier League pronta a regalarci altri 90 minuti di grande calcio, mettetevi comodi. Mi aspetto una sfida stellare, Stefano. Bravo. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Il Ben. I giocatori si affidano alla loro formazione migliore. Vai Zaniolo, vogliamo il golletto di Zaniolo però, Sarebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. Merda. Dai Leeds, un buon Leeds voglio. Rafinha. Bene il pallone. Zaniolo. Ci sono novità dal St. Mary's Stadium, sentiamo. Prima rete della partita per fallo. Che cazzo. Dunque il match 1-0 quando sono trascorsi 8 minuti. Milenkovic. Koch. Rafinha. Alioski. Vai Rodrigo. Oh, Rodrigo sbaglia Benasser. Rafinha. Mamma mia. Il difensore su questo tiro. La squadra di casa ha mostrato fin qui grosse difficoltà in zona gol, non per niente, il loro attacco è il peggiore del torneo. Ero io il peggiore, Già un miglioramento c'è stato. Sia nel creare occasioni da rete, sia nel finalizzare le poche palle gol capitate. Dai però ragazzuoli, no. Buon possesso palla. Roba nostra. Buono. Manovra interrotta dagli avversari. Vai Phillips. C'è pressing sul portatore di palla. Rodrigo. Gray. Bravo Doriano ancora, Koch. C'è stato un gol al St. Mary's, andiamo a vai Rafinha, che Rafinha è in una forma biblica. Zaniolo. Che torna dunque in parità. 1-1. Rodrigo entra in area. Non riusciamo a sfondare. Alioski. Posizione buona per il cross. Benasser. Rafinha sbaglia, lento qua. Dai, queste squadre devono fare assolutamente i 3 punti, però se vogliamo l'Europa League sarebbe un sogno. Merda. Morbida a scavalcare la difesa. Roba nostra, zio Ken. Niente, perdiamo palla. Non stiamo giocando bene come nelle ultime partite, Metterla dentro. Ci mette il fisico. E ci diamo una svegliata, grazie. Intervento pulito, fa suo il pallone sulla fascia. Ecco, altro errore, zio Ken. Tocco verticale interessante. Buon recupero, dai Fioi. Zaniolo lo riperde, sta dominando lo Sheffield ragazzi, Ancora. Vai Doriano. Il Ben. Non perderla, anche il Ben la perde, mamma mia che disastro. Qui la lettura del difensore. Benasser. Gray. E ancora la perde, Dio povero! Mamma che fastidio! Fallo inesistente. Questo gioco ha il potere di farti incazzare, non c'è niente da fare. Arriva la segnalazione. Vai Casiglia, Koch. Phillips. Ancora Rafinha per Rodrigo. Zanioletto, vai Zanioletto. Niente, adesso ha provato a sfondare, ma niente da fare.
La grafica, eccola, sul possesso palla. Che male che stiamo giocando, Molto raga. vicine, eh? Entrambe le squadre faticano a imporsi. Probabilmente hanno paura di scoprirsi troppo. Vai, Doriano. Però è difficile che il risultato si sblocchi. Zaniolo. Palla per Zaniolo. Zaniolo, prova il sinistro, Tiro muratissimo, muratissimo, muratissimo. Padroni di casa fermati sul pari nella prima metà di gara. Va bene Primo di- tempo a dir poco agghiacciante, eh? Dai. Match che è ripreso, si riparte dal pareggio con cui si è chiusa la prima metà di gara. Rodrigo. E sbaglia ancora quel cazzone di Rodrigo. Bene in coppa, va malissimo in campionato. Tutta la squadra giocano male oggi, eh? Ottima qui da giocata. Fuori gioco, 48esimo. Qui è finito in offside. Ci sono novità dal St. Mary's Stadium, sentiamo. È arrivata la seconda rete per il Manchester Dai, United. prendila! Risultato Non che ci torna credo. in perfetto equilibrio, 2-2 quando siamo giunti al 50°. Mi fa Perfetto, piacere. grazie dell'aggiornamento. Zaniolo bellissimo per Attenzione Eiling. qui. Tira. Rodrigo! Gol e vaffancuore. E Rodrigo punisce. Guardate. Mamma mia, meno male. Segnare non è mai facile, però stavolta Si è svegliato Rodri. onestamente non inquadrare la porta da lì. Bravo a mantenere anche la giusta lucidità. e Anche abbattere il Eiling portiere però fa con sempre questa il suo. sotto misura. Cerchiamo di ottenere il risultato, grazie. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me la scelta è giusta, al momento giusto, Pier. Attenzione, cerchiamo di Grande non intervento del prenderlo. difensore. Cos'è? Sarà battuto dunque No, vabbè, ma sei un figlio di puttana allora però. Cioè, ma che dove cazzo è il fallo? Vedremo se Dai. proverà lo stesso a concludere. Va bene, ora sto zitto che è meglio. Grande Prova sicurezza nostra. da parte del portiere, efficace la sua presa. Alioschi, lunga. Bravissimo, cosa ha recuperato? C'erano diversi nomi sulla lista dei possibili acquisti, alla fine è arrivato questo giocatore richiesto espressamente dal Ma tecnico. benissimo, vai Raff. Vai Raff. Può metterla da lì. Murato dall'intervento del difensore. Oggi spesso si è sostituito al Che portiere fermando brutto, che questi tiri. brutto. Palla deviata, sarà corner. Calcio d'angolo Uno battuto dei nostri, palla in mezzo. di testa. Zario, Portiere che mamma mia. allontana senza problemi. C'è stato un gol al St. Mary's, andiamo a sentire. È arrivato il terzo gol per il Southampton. 3-2 il risultato. Che dopo partita, 62 ragazzi. minuti di gioco. D'accordo, grazie. Rodrigo. Zaniolo. Serve Nicolò. Zaniolo si gira bene, ancora non riesce a segnarla. Tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie, basta il minimo errore. Stiamo giocando, però stiamo giocando. Palla che finisce sul fondo, ha perso Rimessa. una buona occasione. Allora, vediamo un po'. Mettiamo Benford. Gray è morto. Ma che cazzo? Mettiamo Harrison. E qua diamo un po' di riposo a Phillips. Non possiamo stancarci troppo, gli impegni sono tantissimi in Inghilterra. Ecco. Bravissimo Milenkovic che la butta su. EA Sports vi offrirà la prossima gara casalinga di questa Occhio. squadra impegnata in Premier League. Questa è bruttina, questa è bruttina. Posizione ideale. Lo vede. Bravissimi, Lo ferma, bravissimi. più bello. Per il momento la difesa tiene per il momento. Ecco, appena detto la cagata. Ecco il cagatone, fuori gioco no purtroppo. Appena detto. Mamma mia cosa mi ha preso. Intervento del portiere. Mamma mia cosa mi ha preso. Cosa mi ha preso Casiglia. Occasione giusta per pareggiarla. Andiamo al London Stadium perché ha cambiato il punteggio. Prima rete del match per il West Ham. Non mi interessa, non Punteggio mi che ora è interessa. sul 2-1 al 74esimo. Grazie per l'aggiornamento, puntuale come sempre. Può crossare. Ancora rimessa per lo Con la rimessa Sheffield. laterale. Ma niente, oh, mi sta fischiando qualsiasi cosa. Ma zio Ken. La
manda in area, spazzano senza No, problemi. finalmente, vai Benna. Mancano 10 Bravo minuti alla Benna, fine bravo della gara. Benna. Involati Benna. Zaniolo. Zaniolo. Bravissimo C'è Zaniolo, spazio per Benford la l'attacco. dà Zaniolo. Vince il rimpallo. Di cuore Zaniolo, di cuore, del calcio d'angolo. Grande angolo guadagnato dal nostro Nick. Tiro della bandierina corto. Benford. Hailing. Ci pensa lui a 85esimo, sarebbe fondamentale questa vittoria. C'è il tocco corto. Vai Nick. Vai Nick. Benford. Palla per Zaniolo. Risolve lui. Roba nostra, Ancora roba 2 minuti da nostra. giocare. Non perdiamola così, non perdiamola così. Abbiamo persa male, qua l'abbiamo persa male. Pubblico di casa felice dell'entità del recupero, che non è male. 4 minuti. Roba nostra, è nostra, no, speravo un rimpallo favorevole. Sperano ancora in una clamorosa rimonta della loro squadra. Zaniolo dà fastidio, bravissimo. Benford la ruba. Mette il fisico. Bravo Benford. Bravo Benford. Benford, la buona scelta. Può essere pericoloso. Occasione. Non ci credo, che Manca poco alla sbaglio. fine, cercano il gol per mettere la partita in Meno male che siamo in cassaforte. vantaggio, se no bestemmiavo in polacco. Buono l'anticipo del difensore. Nemmeno un punto oggi per i padroni di E si casa. va a vincere, vittoria pesante come un film di Fassbinder. Mamma che vittoria pesante. Mamma che vittoria pesantissima, raga. Ci voleva sta vittoria in trasferta. Beh dai, facciamoci l'intervista. Abbiamo giocato meglio. Non me ne frega niente. Nemmeno per un istante. No further question. Thanks for your time. Siamo contro il Crystal Palace e voglio altri 3 punti qua, perché sono fondamentali. Sinceramente è una squadra che si può battere, o comunque il City è dietro di noi, siamo noni. E godo. Vai. Tutti gli occhi sono su questo calciatore. Vai, 3 Raff. gol per lui nelle ultime 3 gare. È tutto pronto per il calcio d'inizio, per questo match davvero molto intrigante. Tutto pronto? Cerchiamo di portare a Preparatevi casa vivere 90 minuti di grande calcio. altri 3 punti. Con me c'è Stefano Nava pronto per il commento tecnico. Premier League pronta a regalarci altri 90 minuti di grande calcio. Mettetevi comodi. In campo Va bene, mi Leeds metto United comodo. e Crystal Palace. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio più prudente, almeno all'inizio, o se una delle due squadre Dai che possiamo far bene prenderà questa stagione, lo so. in mano il Rodrigo. pallino del gioco. Sono curioso. Vogliamo il gol di Zaniolo, vogliamo le prestazioni sublimi di Nick. Ayew. Che male. Perdono qui il possesso Zaniolo. di palla. Serve Zaniolo. Nicola No, sei uno stronzo Rodrigo. Andiamo a sentire le novità da Goodison Park. Prima rete del match per lo Sheffield United. Lo Sheffield. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo appena 7 minuti. Vai Phillips. Grazie per l'aggiornamento, puntuale come sempre. Ottima Grande, vai visione di Benna. gioco qui. Vai Benna. C'è Vai la Benna. realizzazione. Era in ottima posizione per battere il portiere, ma non ha saputo approfittarne. Risultato che rimane sullo 0-0. Mamma mia, Segnare che tiro dopo di pochi merda. minuti avrebbe potuto dare la svolta al match, almeno dal punto di vista psicologico. brutto anche se tiro, manca Fioi. ancora un'eternità da giocare. Partenza sprint per gli ospiti con il pressing asfissiante sul portatore di palla. Atteggiamento aggressivo sin dai primi minuti per intimidire. Che se brutto vogliamo, tiro di la Bennacer. formazione avversaria e lanciare Rodrigo. un messaggio chiaro. Doriano. Vediamo se e quanto reggieranno Ancora su sbaglia questi Doriano. Saku. Ward. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. Rodrigo. Niente. Rimessa sprecata. Perché stiamo giocando meglio noi Ward. comunque. Poi comunque in difesa per il momento non stiamo Usa bene il subendo fisico tantissimi gol. Andiamo Questo è con le importante, ultimissime ecco. da Manchester, c'è un gol all'Etihad. Primo gol del match. È tutto solo. Cazzo. Pericolo. Bravissimo. Ferma l'attaccante e sventa il pericolo. Vai Nick. Stefano, che ne pensi dello strapotere dei La procuratori figlia del si calcio invola, ma
Pensi che le loro pretese economiche sempre più alte giochino un ruolo importante nel Bellissimo! Prova a far partire Mamma il tiro. mia! Gol. Mamma mia, Rafinha! Che lead, signori, che lead! Ed è il replay che ci permette di rivedere la conclusione violenta. Rafinha è il nostro principe del gol. In questa circostanza. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. It's incredible, Kuma, it's incredible. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. No. C'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il Ah, momento Benteke è giusto. morto. Gioco che riprende dopo l'interruzione con l'arbitro che scodella il pallone. Scodella, ma... Sì, vabbè. La squadra avversaria adesso. Niente da fare, finisce qui il suo match. L'infortunio ha avuto la Che miseria, mi Non dispiace. c'erano le condizioni per rientrare in campo, Pierre rischiava solo di peggiorare le cose. È cambiata la situazione a Stamford Bridge, andiamo a sentire. Prima rete della partita per il Chelsea. Risultato che torna dunque in parità. Grande Chelsea. 1-1 alla mezz'ora di gioco. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Ecco. Buono il possesso palla del Crystal Palace. Molto bene, no. Recupera un pallone pericoloso qui. Supera l'avversario. Conclusione intercettata. No. Che rigore gli ho regalato. Potrebbero trovare il pari. Gli ho regalato un rigore qua, Dubbi, zio, ha indicato ok. subito il dischetto, tirando fuori anche il Gol, giallo. centrale. Per il portiere. Za pareggia. Dunque, 1-1. Non ci siamo, Beppe, non ci siamo. Jovetic. Ci sono metri a disposizione. Ha interrotto un'azione pericolosa. Ha munito anche lui, va Possibile bene. cartellino. Grazie. È arrivato il cartellino, munizione che mi sembra sacrosanta. Ora se devo regalargli sto rigore da Ma c'è deficiente nemmeno una proprio. protesta. Nessun problema con l'uscita del portiere. Rafinha la butta su. Zaniolo. Zaniolo non ce la fa. Ma Rafinha, Madonna, Rafinha ragazzi è una roba. Rafinha. Zaniolo sbaglia il dribbling. Za è pericoloso, è velocissimo. Bravissimo Milenkovic, Grande però che intervento, recupera. quasi come un gol. C'è l'errore, palla recuperata. Ok. Buon primo E tempo, l'arbitro dice peccato che può bastare. per quel rigore veramente Ottima regalato. Dopo il regalato. Si riprende a giocare dopo il primo tempo chiuso in parità, è difficile fare pronostici. Pallone che viene intercettato. Ok, Rodrigo. Occhio al suo movimento. Oh, che sbaglio. Bravissimo qui. Andiamo a sentire le novità da Goodison Park. È arrivato il terzo gol per lo Sheffield United. Wow. Risultato che ora è sul 3-0 al minuto. Con l'Everton, insomma, noi abbiamo battuti, Puntuale come sempre. Bene, bene. Sa. Batsuhai. Intervento duro ma corretto. Ma perché passare da Intervento proprio efficace là? del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Zaniolo. Zaniolo vede Rodrigo. Zaniolo per servire il compagno. Bellissimo, questo deve essere il gol. E vaffanculo, Zaniolo l'ha messa, finalmente. Con la freddezza di un veterano, questo ragazzo S99. Grande Zaniolo, finalmente La gol. messa, signori, la messa, conclusione imparabile da pochi E passi. Stoliz vola. Bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e freddo al momento di concludere. Freddo veramente. come il sangue di un crotalo. Ward. Ottimi i suoi passaggi oggi. Un'altra buona giocata. Attenzione perché cambia la situazione a Liverpool, a Goodison Park. Prima rete del match per l'Everton. Vai Rodrigo. Risultato che li vede Molto avanti bene. 3-1. E Doriano no, Del Doriano 56. no, Doriano no, Doriano no. Non mi sta piacendo oggi Doriano. Vai, proviamo falso 9 Zaniolo. Zaniolo del mio deve giocare, deve saper fare qualsiasi ruolo il mio Zan. Il West Ham punta a rafforzarsi e avrebbe già allacciato i contatti con il club del giocatore. E parlano già di rafforzare la mercato. sua squadra.
Ha dimostrato il suo valore in campo, è normale che abbia attirato l'attenzione da parte di diversi club. C'è spazio per il cross. Ecco McCarthy. No. Brutta Buttala via, disattenzione, buttala via. pericolosa. Straordinario intervento del portiere. Grandissimo che salva Casiglia, porta per il grandissimo. risultato. Hanno rischiato grosso qui, conclusione che sembrava destinata in fondo alla rete. Andiamo a sentire le novità. Portiere, del Wilson Park. Di bravissimo. nuovo a segno lo Sheffield United. Vai Rafinha che sei Aumenta il un divario, fenomeno, conducono ora cazzo. Per 4-1 quando siamo giunti al 66esimo. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Non ho capito sta stronzata che ho fatto, però va bene. McCarthy. Batsuhai. Tenta l'imbucata qui per il compagno. La mette in mezzo. Buttala su, no! Scivolata Controllato sbagliatissima. senza problemi. Vai Ben. Bravissimo, Benassera da Harrison. Harrison. Partita in casa per loro, come sempre su EA Sports, come tutta la Premier League. Buona qui la lettura del difensore. Per me Harrison, mi piace di più Harrison. Tipo Harrison Ford, è più emozionante. No, La protegge bene col corpo. Interviene bene e spazza. vai Ben. Manca ancora Ma un quarto d'ora no! alla fine. Che stronzata che ho fatto. No, guarda come gli regalo il gol. Mamma mia, che culo. Che culo. La parata non fu un fenomeno. Che portierone. Spero li sto ammazzando tutti, li sto ammazzando. L'aveva indirizzata bene, ha alzato leggermente la mira, pallone sopra la traversa. Bel tentativo, ben impreciso. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il Quando gol. hanno fatto i cambi, solo cagate sono venute fuori, bravissimi. Si sta dimostrando il 12° uomo in campo. Buttala su. Cambia il punteggio all'Etihad, andiamo subito a Manchester. Ne ha fatto un altro, il Manchester City. Aumenta il divario, conducono ora per 4-1. Beh, Siamo ciao. Grazie all'81esimo. dunque Messo per così vanno in l'aggiornamento. classifica, al minimo che vinca una Vantaggio partita, dunque, insomma. si gioca. Bravo l'arbitro. No, dai. Fallo e dunque punizione. Vabbè, l'abbiamo rimontata. Partita che può ancora regalarci molto. Dopo il pareggio pensavo di Pressione subire. sul No, portatore di stai palla. zitto, come stai zitto. Ribatte il difensore. Pensavo di prendere l'imbarcata e invece Passano via il pallone. siamo ancora in vantaggio. Vai Siamo Rafinha, entrati vai negli Rafinha, ultimi vai Rafinha, 180 vai secondi Rafinha, di vai gara. Rafinha. Ha preteso un po' troppo qua dal Raff. Milivojevic. Giocare interessante. 90esimo, ti prego, no adesso. Non ci credo. No, ma sei un culo di. Sei un culattoncino. Palla interessante. Ti prego, andiamo a casa. Sì. Il padrone di casa era Me la regala Zaniolo. Me la regala Nick. Me la regala Nick. Il Chelsea Liverpool 2-2, ma noi stiamo volando adesso, eh. Ok ragazzi, siamo contro il Fulham, l'arbitro è McDean o McDean, quindi lascio sempre a voi la scelta finale, comunque è McDean. E niente, abbiamo veramente, diciamo, il calendario dalla nostra parte, possiamo fare anche 9 punti in 3 partite, speriamo. Ho fatto un po' di allenamenti manuali, ho provato a farli e mi sono anche divertito, dai, qualcosa ho migliorato. match attesissimo, in settimana non si è parlato Sì, alla d'altro. fine Vedremo sta come si segnando come un comporteranno porco le due Lodro, squadre nel momento della verità. Vai. È tutto pronto a Craven Cottage per la sfida in programma oggi. Possiamo e dobbiamo fare bene anche contro di loro. Si è svegliato anche Nicoleo, quindi con Nick a posto si gode. Zaniolo subito. Si è parlato molto nei giorni scorsi. La mamma ha promesso in caso di Europa League spogliarello integrale. Sarà fondamentale l'approccio. Attenzione Zaniolo, attenzione Zaniolo. Può portarsi in vantaggio. Signori, subito, dopo 3 minuti. Possono giustamente esultare Dopo per questo 3 confronto fottutissimi dell'ottimo minuti, il motorino se ne va. Grande Rodrigo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Number 20, Rodrigo. Litz son. Andersen. Però stiamo calmi che mancano solo 85, 84, C'è subito dunque sì, 84 calcio di minuti. punizione. Però Zaniolo fa un assist perfetto e Rodrigo la mette dentro e godo. Le Marchand.
Occhio al pallone filtrante. Tagliere Bravi. sul pallone, non c'è fallo. Possibilità per la ripartenza. Bravissimo Phillips che la tiene. E C'è l'errore per la ancora. palla. Ragazzi, sto Liz mi sta Palla gasando. interessante per Sto scavalcare la Liz difesa. mi sta gasando. Ci mette il fisico. Viene chiuso. Attenzione perché ci sono novità a Newcastle, sentiamo. Mi fa piacere. Oddio, cos'è? Il Newcastle. Si sblocca dunque il match. Mamma 1-0 mia. dopo appena 12 minuti. Perfetto, grazie per il Ho tuo l'idea che contributo. non prenderò mai più Corre rischi, sceglie un i FIFA pugni. per PC. È pieno di bug, ragazzi. Infatti anche Foot quest'anno l'online proprio saluti perché Allontana il difensore su come questo si tiro. dice, Palla schizza via. dopo Zaniolo il contrasto. si buggano, non so È quante sempre partite ho lui. perso, 7 Ferma partite per l'altro disconnessione nella prima pallone Weekend League. Cosa mai è successa? E poi quella connessione che è proprio Knockout. impossibile. Quindi Antonio. saluti proprio. Ultima volta che prendo la versione PC. E ci sono bug Zaniolo. comunque anche offline. Servito Rodrigo. Ottima visione di gioco. Vai Nick. Niente. Niente da fare, gran recupero difensivo. Calcio d'angolo però. Calcio d'angolo è una buona chance per aumentare il vantaggio. Rafinha. Doriano. Inquietante. Doriano sbaglia. Cerca la sovrapposizione. Le Marchand. Leverchamp. Bravissimo Possesso perso. Koch. Zaniolo. Molto bene Rodrigo. Qua però potevamo fare meglio, Andersen. E Lustondo. Novità Bramall Lane, andiamo a sentire. Che succede? Prima Fa sempre rete prendere del la match paura. per il Manchester United. Si sblocca dunque il match 1-0 al minuto 32. Grazie, puntuale come sempre. Attenti, non la tocchiamo più. Quando la tocchiamo più è Cercano sempre un con brutto tiki-taka segno. Il momento giusto. Prova a piazzare. Mamma Cosa mia, ha che sbagliato, culo. Stefano? Si starà mangiando le mani visto che poteva essere il gol del pari. Ha avuto la palla buona, ma non ha saputo sfruttarla. Ecco, Non riescono a tenerla. stronzatissima. L'arbitro fa cenno di aver visto. Vantaggio concesso, decisione giusta. Ammonito addirittura, L'arbitro ha vabbè. aspettato di capire se ci fosse Mamma avere il mia. vantaggio, poi sono fischiati. Meno male il È calcio arrivato il inglese cartellino con giallo per lui. tolleranza per i falli e le robe. Sensazione Rodrigo. Spazzano senza problemi. Il Benna, vai Benna. Gran Il Benna palla. fa un cambio gioco stupendo per Rafinha. Ha Liz spazio per andare. sontuosissimo. Liz sontuosissimo. No, ho sbagliato, pirlone. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Ci sono novità a St. James's Park, andiamo a sentire. Prima rete della partita per il Chelsea. Risultato che torna dunque in parità. 1-1, i minuti trascorsi sono ora Bravissimi. 41. Centrocampo stiamo veramente giganteggiando. Palla per Zaniolo. Zaniolo però non Ottima dribbla. lettura difensiva. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Vabbè, Si chiudono così i primi 45 minuti. va bene, 1-0, ce la stiamo godendo. Vai. Comincia ora il secondo tempo. Vai Rodrigo. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. Alla fine si ferma il loro tiki-taka. Chebano. Chebano, Albano. Ha Attenti. spazio lungo la corsia. Può cercare il cross. Vediamo cosa inventa ora. Roba nostra. Questo è inventato, Phillips. Attenzione, novità, andiamo subito al King Power Stadium. È arrivata la seconda rete per il Manchester Vai, City. Raff, vai, Raff. Punteggio che ora è sul 2-0 dopo 52 minuti. Rafinha, non perdermela. Occasione. Ma no, che lento nel girarci. Palla allontanata dal portiere. Però siamo noi che abbiamo il pallino del gioco, ragazzi, Che Liz, non me l'aspettavo proprio. Gray. Interviene e allontana. Chebano.
EA Sports vi offrirà la prossima gara casalinga di questa squadra impegnata in Premier League. Adesso stare attenti perché... Oh, manco male che l'ha Palla sbagliata. che esce, sarà fallo laterale. Sostituzione in arrivo. I tifosi del Fulham comunque applaudono. Può andare sulla fascia. Vai Raff. Vai Raff, zittiamo tutti i tifosi. Vai Raff, vai Raff. Attenta qui. Doriano. Boom boom. Doriano. È ancora presto però per... Bravo Doriano. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subire Eccoli qua i fischi, li volevo. non facile per quanto si è visto finora. Attenzione perché ci sono novità. Newcastle, sentiamo. Seconda rete della partita per il Newcastle. Mamma mia che Risultato lizz, raga. che torna in perfetto equilibrio, 2-2 quando siamo giunti al 66. Vai Zaniolo, vai Zaniolo. Boom, 2 partite, 2 gol, servito il 3-0. Guardatelo che bello. In realtà non vediamo un cazzo, però va bene. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. 3-0 contro il Fulham, signori. I padroni di casa si preparano al cambio. Sì, Piero. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. It's incredible, veramente, fioi, cioè. Loftus-Cheek. Dire sontuosi e dire poco, siamo un po' di turnover. Entra Hernandez. Anzi, facciamo così lo proviamo anche, mettiamo Roberts. Bennassere è morto e diamo riposo qua a Koch. Impegno in trasferta per la prossima partita in Premier League, come sempre su EA Sports. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento Occhio. giusto questo. Voglio tenere la difesa Continuano a in girare battuta, palla, voglio il clean cercando sheet. il momento giusto. Si mette col corpo tra palla e difensore. Dai, ciao, che kebab. Occhio al traversone. Ci ha provato nonostante il disturbo, ne è uscita fuori una conclusione Questo di testa. Leeds è Non da ha scudetto, impensierito sto il Leeds portiere. era veramente da Ha preso bene il tempo scudetto. sull'avversario, non era comunque facile incorrere dalla porta. Palla colpita Per fare un troppo cambio forte, gioco nessun impossibile, problema sì, per il direi che è portiere. abbastanza C'è un impossibile. gol al King Power Attenzione! Stadium. Sì, sentiamo. Terzo gol per il Manchester Non ci City. voglio credere per Risultato poco. che ora è sul 3-0. Sono passati 79 minuti. Grazie. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Roba nostra. Sarà fallo laterale. Un altro ottimo tocco. Doveva essere una partita equilibrata, invece si sta rivelando una gara a senso unico. Come te lo spieghi? C'è poco da spiegare. Perché Piero, siamo il calcio è forti. imprevedibile. Ah, qua. Niente, peccato. L'arbitro lascia correre. Guadagna metri. Dai, non prendiamolo. Da lì può andare col cross. Complimenti, very compliment, Leeds, very compliment. Li porta via bene il pallone. Il Come sta assemblando uno Occhio squadrone. che guadagna metri. Può colpire da lì. Numero. Che giocata. È pressato, attenzione. Si Buono. immola il difensore. Difesa incredibile. Hanno ottenuto una grande vittoria. Mamma fuori casa. mia, raga, Non è che facile Leeds. passare fuori dal proprio campo. Non ho parole. Some questions regarding Non è stata partita, raga. Ok. that'll be all. Vediamo la classifica che ci vede fiori al terzo posto, non che credo. Liverpool 21, Chelsea 18, Leeds 17 fiori. Abbiamo aspettato i turni favorevoli. Sono molto contento e niente, ragazzi, sotto il comandante veneziano questo Leeds mi sta gasando. Ciao!